del corpo ritrovato in un fossato a Silea da alcuni residenti. La vittima è Gianluca Bessegato, 59 anni. L'ipotesi è che sia morto assiderato. Indagini in corso da parte dei carabinieri. Regionali si apre il regolamento di conti a Fratelli d'Italia dopo l'exploit della Lega. Ring Donazzan mette in discussione il coordinatore regionale De Carlo, per la giunta accordo preelettorale blindato. Finita una campagna elettorale nella Marca, se ne apre un'altra, quella per le comunali. Alle partite pesanti di Conegliano e Castelfranco si aggiungono Silea e Ponte dopo l'elezione di regione delle rispettive sindache. È mancata nelle scorse ore la nonna di Alberto Stefani. A lei il neogovernatore del Veneto aveva dedicato le prime parole dopo la sua vittoria elettorale. I palloncini bianchi e rosa, le parole della canzone di Irama per lo straziante addio a Mela, la piccola Ludovica, la bimba di 2 anni dimessa dall'ospedale di Feltre e morta di meningite. Presentato il progetto di riqualificazione del Palazzo della Camera di Commercio in Piazza Borsa a Treviso. Avrà un giardino pensile, spazi commerciali e residenziali e sarà antisismico ed ecosostenibile. Il weekend alle porte sarà quello del Black Friday. Secondo un sondaggio il 47% dei trevigiani si dice pronto ad approfittare delle promozioni, spesa media tra 185 e 246 euro. E prende piede a Farra di Soligo il gruppo di neomamme che ogni mercoledì si ritrovano per una passeggiata all'aria aperta, ma soprattutto per affrontare tutte insieme timori e inesperienze della maternità. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque partiamo dalla cronaca, andiamo a Silea in via Cendon con la vicenda del corpo rinvenuto in un fossato, a trovarlo alcuni residenti. La vittima è stata identificata, si tratta di Gianluca Bessegato di 59 anni e l'ipotesi è che sia morto assiderato. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. La giacca ritrovata appoggiata ad una ringhiera, in una tasca un biglietto della MOM, un pacchetto di sigarette, una confezione di Moment ed il portafoglio con i documenti. Nessun cellulare. In via Cendona Silea, dentro un fosso, morto per assideramento, Gianluca Bessegato, 59 anni, trevigiano, senza fissa dimora, ultima residenza a Spresiano. Il corpo parzialmente in acqua, semicoperto dalle foglie. Eseguito su disposizione del pubblico ministero Anna Ortica l'esame esterno della salma. Al momento il cadavere, quando è stato osservato dal medico, non presentava segni di violenza evidenti, se non compatibili chiaramente con quelli della sua posizione all'interno del fosso. Diciamo che dai primi elementi che abbiamo potrebbe essere morto per cause naturali, in particolare forse per il freddo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, era stato visto dalla polizia locale la sera precedente mentre camminava nella zona dell'ex Chiareforti barcollando. Poi ha raggiunto la zona dove è stato ritrovato. Perché lungo una strada chiusa? Che cosa doveva fare? Alcuni residenti avevano sentito qualcuno parlare a voce alta. Alle 4:15 di notte ho sentito dei schiamazzi, di parlare forte così e pensavo che fosse magari un incidente. Ho alzato la persiana e mi ho visto un tizio che girava su e giù, ma non stava stando in piedi, barcolava un po'. Ho pensato sarà un ubriaco. Poi sono tornata a letto e tornava, ha discusso un po', ho gridato così da solo perché non c'era nessuno, era soltanto lui. La giacca, ci dice un cittadino, era già lì da lunedì. Io mi ricordo che ho visto un giubbotto appeso nella serata di lunedì, io torno avanti e indietro col cane e non vorrei sbagliarmi, però ho pensato, pensa che sia di qualche ragazzo che va a rugby qua, che magari l'ha perso, il primo signore che passa l'ha appeso, il giorno dopo lo trova. Una strada questa, ci dice, poco frequentata. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire gli ultimi momenti dell'uomo che sembra pernottasse in uno degli stabilimenti industriali dismessi della zona. Uno si è là e dopo che ne sei qua da Messorea, diverse telecamere. Voi avete diverse telecamere e i carabinieri quindi hanno acquisito le immagini? Sì. Nelle prossime ore il pubblico ministero deciderà se effettuare l'esame autoptico sul corpo del 59enne, morto per il freddo, forse caduto nel fossato per un malore. I carabinieri hanno fermato lungo la Pontebana a Villorba un'auto segnalata come sospetta, all'interno 2 giovani, un moldavo di 22 anni e un italiano di 19, entrambi residenti fuori regione con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, furti. Lo straniero ha presentato ai militari dell'arma una patente falsa ed è stato denunciato per guida senza patente e falso materiale.
Andiamo alla politica adesso. Finita una campagna elettorale nella Marca se ne apre necessariamente un'altra, quella per le comunali di primavera, perché alle partite pesanti di Conegliano e Castelfranco si aggiungono quelle di Silea e Ponte di Piave dopo l'elezione delle rispettive prime cittadine in Consiglio regionale, e si apre anche il fronte sui nomi trevigiani nella giunta Stefani. Nella Lega in particolare la sfida potrebbe essere tra Sonia Brescacin e Paola Roma. Deciderà il presidente Stefani quali saranno i ruoli e tutte le opportunità e rispetto a questo, insomma. La formula è quella di rito, deciderà il presidente, ma è chiaro che il risultato ottenuto dalla leghista Paola Roma alle regionali, 8.485 le preferenze personali, la mette in una posizione contendibile per un posto nella nuova giunta Stefani, situazione speculare rispetto a quella di un'altra leghista, la consigliera uscente Sonia Brescacin, già sindaca a San Vendemiano, che dà la sua a ben 9.539 voti, 2 miss preferenze che hanno lo stesso background. Brescacin è stata presidente della 5ª Commissione Sanità a Palazzo Ferrofini, Roma attuale presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. La materia, insomma, sulla quale ovviamente vorrei poter continuare a portare il mio contributo è legato appunto alla parte del sociale, in particolare proprio rispetto anche alle nuove sfide che ci sono degli ambiti territoriali sociali. Insomma, la sfida tutta interna tra Roma e Brescacin sembra soltanto all'inizio, anche se Radio Palazzo non esclude il rientro, con un assessorato esterno di Alberto Villanova, Zaiano di stretta osservanza. In Fratelli d'Italia in pole position c'è Claudio Borgia, che a Ring però sta attento a non sbilanciarsi. Guardi, non facciamo queste previsioni che solitamente portano male. Per una campagna elettorale che si chiude ce n'è un'altra che si apre, quella delle comunali di primavera. Alle sfide pesanti di Castelfranco e Conegliano ora si aggiungono i comuni orfani dei sindaci eletti in regione, Ponte di Piave appunto con Paola Roma e Silea con Rossella Cendron. Tra dicembre e gennaio, stando alla procedura, i consigli comunali dovranno dichiarare la decadenza delle prime cittadine per incompatibilità, poi la reggenza ai vice sindaci e le urne. A Silea, pare di capire, già le idee sono abbastanza chiare. Siamo al secondo mandato Cendron, ma prosegue il progetto che era stato anche con il sindaco Silvano Piazza, e quindi ci assicureremo che Silea abbia il buon governo che in questi anni ha ben amministrato. Più che un addio, un arrivederci, ma in altre vesti. A Silea il cambio di ruolo è visto per lo più come un valore aggiunto. Promossa a pieni voti. Lei è contento che vada in regione? Sono felicissimo. Ok. Abbastanza promossa, dai. Un po' meno per Silea, più per Cendon e Sant'Elena, ma... Gli auguri miei personali e della mia famiglia. Ad Arsella Oara io la chiamo. Speriamo comunque rimanga sempre nella zona e con noi, insomma. E poi la ricaduta invece dell'esito delle regionali su Fratelli d'Italia. Si apre di fatto il regolamento di conti all'interno del partito, che è stato doppiato dagli alleati della Lega in termini di numeri a Ring. La stessa Elena Donazzan mette in discussione il coordinatore regionale Luca De Carlo con parole molto dure per la giunta. Sembra blindato invece l'accordo preelettorale. Il ruolo di De Carlo, che è il coordinatore di questa regione, è in bilico, definiamo. Cosa dice lei? Io credo che ci siano conseguenze per forza. Abbiamo disatteso le aspettative. Secondo, il candidato è stato deciso a Roma, ma noi la domanda è: l'abbiamo presentata bene noi una candidatura per Fratelli d'Italia? A domanda precisa, risposta precisa, anzi chirurgica, con Elena Donazzan che di fatto sembra indirizzare al numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, un avviso di sfratto dopo che il partito meloniano è stato doppiato dalla Lega. Quella che si apre in diretta a Ring è una crepa che, seppure a livello carsico, già c'era da tempo. Cioè eccessiva sicurezza, vorrei dire sicumera se non andiamo troppo sul dettaglio linguistico, ma
supponenza, un po' di superficialità, così uso 3 parole con la lettera S, di una campagna elettorale un po' vissuta frettolosamente. È un j'accuse quello di Donazzan, più volte data come possibile candidata presidente, che apre nuovi scenari e interrogativi per il partito della Premier. Le stoccate sono fendenti, ovviamente politici. Noi come Fratelli d'Italia dobbiamo interrogarci se siamo noi all'altezza di Giorgia Meloni, non essere fedelissimi e basta. Si candida al ruolo di coordinatrice regionale lei? Non sono molto tagliata, se dovesse interrogare Claudio Borgia le dirà che io sarei un pochino troppo pragmatica e troppo secca. Un coordinatore regionale deve avere come prima funzione quello della condivisione, dell'armonia e della tanta attività di partecipazione di tutti. Armonia che evidentemente tra i fratelli si è rotta dopo l'apertura delle urne, con i nuovi rapporti di forza tra alleati che non dovrebbero mettere in discussione l'accordo preelettorale sulla giunta Stefani. 4 assessori a Lega, 5 a Fratelli d'Italia, così hanno assicurato già lunedì sia Alberto Stefani che Matteo Salvini. Il presidente Stefani ha detto quello che ha detto ed è una grande lezione secondo me per tutta la politica. Io sono poi un po', diciamo, nella segreteria Stefani sarei un po' un falco. Il riportare a quelli che sono appunto la lealtà di un patto fatto poco tempo fa nei numeri da parte del presidente Stefani mette in buon ordine anche chi magari ha altre idee, quindi saranno questi i numeri per Fratelli d'Italia in giunta. Ci sono poi le variabili territoriali, lo sa bene Dario Bond, Fratelli d'Italia, che a Belluno, unica provincia in Veneto, ha superato nelle preferenze Luca Zaia, dalle Dolomiti, destinazione Laguna, un promemoria, sempre via Ring. Io sono un soldato e quindi sto agli ordini del partito e mi metto in fila. Certo è che la provincia di Belluno ha diritto ad avere un assessore importante, poi se sarà montagna o sanità decideranno chi deve decidere. L'analisi del voto delle regionali porta con sé anche qualche curiosità. Una riguarda il risultato ottenuto da Lega e Fratelli d'Italia in una precisa sezione del centro di Treviso, quella che ricade su Via Roma. La Lega si è affermata il primo in partito in città, credo per la prima volta nella storia, con una percentuale importante. Il sindaco Conte torna sul responso delle urne puntando l'accento sul risultato ottenuto dalla Lega nella sua Treviso, 33,83%, nettamente superiore al 13,57% di Fratelli d'Italia. Un trend costante in tutte le sezioni della città, con oscillazioni tra i due alleati della coalizione più o meno evidenti. C'è però un'unica sezione nella quale l'andamento è in controtendenza. Si tratta della numero 9 che, guarda caso, fa riferimento al quadrante di Via Roma. Qui i meloniani sono davanti al carroccio, seppur per un punto, 106 a 105, tradotto 25 a 24,76%. Solo una coincidenza? Forse. Certo è che Via Roma, una delle zone più calde di Treviso, nelle settimane che hanno preceduto il voto, aveva fatto in diverse circostanze da scenario agli appuntamenti di Fratelli d'Italia. Una scelta non casuale, l'intento era esattamente quello di puntare l'attenzione sulla sicurezza nell'area a ridosso della stazione ferroviaria, riaccendendo il dibattito proprio con la Lega e il sindaco Conte. Qui era stato allestito il gazebo per l'avvio della campagna elettorale dei meloniani, qui era arrivato il ministro della giustizia Carlo Nordio e sempre in Via Roma Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, aveva deciso di aprire il suo punto elettorale. Se poi ci si spinge oltre e si analizzano anche le preferenze, ecco che proprio il seggio numero 9 è l'unico nel quale il distacco di consensi tra lo stesso Borgia e il governatore uscente Zaia è di pochi punti, rispettivamente 36 a 38. Insomma, l'analisi dei dati sembra dare forza alla posizione del partito di Giorgia Meloni sulla sicurezza in quest'area della città, lasciando aperti possibili scenari in un panorama di equilibri interni al centro-destra tutti da ridisegnare. E allora è lo stesso Borgia ad assicurare che al di là di ogni ragionamento futuro, le questioni care al partito resteranno prioritarie. Che io non arretrerò mai sui valori che contraddistinguono il mio movimento politico, la mia comunità umana e politica, la mia visione e neanche le idee e le proposte. Se ci sono dei temi su cui Fratelli d'Italia vuole
come dire, battere e vuole soprattutto mettere al centro della discussione per cercare sempre di migliorare la qualità di vita dei cittadini, troverà in me un interprete. Dalla sua il sindaco Conte rimarca come il risultato ottenuto dalla Lega a Treviso porti con sé anche importanti responsabilità. È un segnale importante per la Lega, è un grande attestato di fiducia e di stima da parte dei cittadini che non va tradita. Ed è mancata nelle scorse ore la nonna di Alberto Stefani, il nuovo governatore del Veneto. A lei Stefani aveva dedicato le prime parole dopo la vittoria elettorale. Quando si assume una responsabilità amministrativa, la vita privata viene sempre dopo la vita pubblica e così deve essere, ma mi sia permesso di dedicare questa vittoria a una persona a me molto cara, che questa notte ha avuto delle gravi difficoltà, e dedico questa vittoria a tutti i nonni che hanno lasciato un segno importante nella vita dei propri nipoti. Le prime parole da neogovernatore del Veneto le aveva dedicate a nonna Paola, che proprio domenica sera era stata male mentre lui stava vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita. Alberto Stefani aveva rivolto un pensiero a lei e a tutti i nonni che sono colonne portanti della vita dei nipoti. 2 giorni dopo la vittoria alle regionali, nonna Paola è mancata. L'annuncio attraverso i social proprio di Alberto Stefani con un messaggio pieno di amore e gratitudine. Voglio ringraziarti per avermi trasmesso tanto, per avermi cresciuto insegnandomi la bellezza della bontà d'animo, dell'umiltà, della semplicità, della concretezza, ha scritto il neopresidente della Regione Veneto, valori che pochi minuti dopo la vittoria aveva detto aver caratterizzato tutta la sua campagna elettorale. Per me sarà sempre così, perché gli insegnamenti e i valori che mi sono stati dati sono gli stessi valori che ho usato in questa campagna elettorale, ne sono assolutamente felice, soprattutto di poterli portare avanti. Il valore della gentilezza, del rispetto degli altri, dell'umiltà, della laboriosità e soprattutto la capacità di poter essere sempre al servizio delle persone. Nonna Paola come esempio da seguire anche nelle azioni, come la scelta di visitare una casa di riposo come prima uscita ufficiale da governatore. In queste ore, nel messaggio sui social, è il cuore di un nipote però che la ricorda. Avrei voluto vivere almeno un'ora di questi giorni con te, farò fatica a capacitarmi di questo, ma so che mi accompagnerai in questo nuovo viaggio, così come hai voluto accompagnarmi con il tuo voto e il tuo sorriso poco prima di non vederci più. Grazie nonna, ti voglio bene, ha scritto Stefani. Dalla politica il cordoglio è arrivato al neopresidente, anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, da Luca Zaia e dal sottosegretario Andrea Ostellari. Una notizia di cronaca ora giunta da poco in redazione. Alle 19 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in tangenziale a Paese per un incendio di un'auto. Il conducente della vettura, una volta notata la fuoriuscita di fumo dal motore, ha interrotto la corsa, è uscito prontamente dall'auto prima che iniziasse a bruciare. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di Treviso ha provveduto a estinguere l'incendio. Voltiamo pagina, torniamo a Treviso, Treviso Centro, presentato il progetto di riqualificazione del palazzo della Camera di Commercio di Piazza Borsa. Avrà un giardino pensile, spazi commerciali e residenziali e sarà antisismico ed ecosostenibile. Creare un luogo in cui la gente possa tornare a vivere, creare situazioni con una qualità spaziale e architettonica idonea. Un progetto complesso, quello di riconvertire il mastodontico Palazzo della Borsa, un edificio vincolato storicamente con superfici e volumi poco malleabili. L'intervento dell'architetto Trabucco dona modernità ed ecosostenibilità, è pensato per ridare alla comunità intera uno spazio vivibile ed attrattivo. Sul tetto si apriranno un patio e un ristorante con giardino pensile e pavimento fotovoltaico, anche solo camminandoci sopra si accumulerà energia e poi il dialogo con l'acqua e la natura sarà costante da ogni lato delle facciate, che saranno preservate e rese antisismiche, in costante dialogo con i giardini di Sant'Andrea. La parte calpestabile la realizziamo con questi pannelli fotovoltaici che sono calpestabili, anche questo è peraltro un altro brevetto italiano, perché la cosa poi che mi è interessata è di coinvolgere tutte persone italiane e moltissimi trevigiani dentro questa
a questa avventura. Si procederà con demolizioni interne a piccole porzioni per minimizzare l'impatto sia sullo stesso edificio che su quelli circostanti. Ci sarà un parcheggio sotterraneo per circa 40 auto riservato ad ospiti e lavoratori. L'intero quarto piano sarà di destinazione commerciale, così come anche alcuni spazi al piano terra, dove prenderà vita anche un altro bar-ristorante che aprirà sui giardini di Sant'Andrea. Ci sarà molto legno e vetro, ma anche pietra e alcune aperture che daranno luce all'intero spazio interno. L'edificio si dissolve su alcuni lati, come avete visto in alcune immagini, per far entrare il verde e con il verde dialogare, per poi culminare nello spazio del tetto giardino, per creare questo luogo pubblico, consente di garantire la creazione di un'oasi verde e nello stesso tempo luogo panoramico attraverso cui vedere e relazionarsi con la città. Anche sul lato di via Fiumicelli, tutte le case che affacciano sull'acqua saranno riqualificate in modo completamente omogeneo. E dunque un progetto del valore di 45 milioni di euro che in parte saranno assorbiti dall'azienda che eseguirà i lavori tramite appalto integrato. Per vedere la luce serviranno altri 2-3 anni. Devo dire che il progetto è davvero molto bello, avveniristico, tecnologicamente avanzato e quindi un progetto che rigenererà il quadrante di Piazza Borsa e i giardini di Sant'Andrea, che darà nuova luce a quel quadrante così importante, quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per un progetto di grande successo per la città. La soddisfazione è palpabile. La missione di aver trattenuto nel cuore della città uffici e lavoratori della Camera di Commercio era il primo obiettivo dell'amministrazione. Il secondo era riqualificare il quadrante troppo spesso alla ribalta delle cronache cittadine per episodi di microcriminalità. Il prossimo anno il presidente Pozzi e la sua squadra si trasferiranno in zona San Francesco, a Palazzo da Borso, il cui restauro però necessita ancora di qualche tempo. La soluzione che con l'architetto Trabucco abbiamo studiato è proprio quella di dare a questo palazzo la dignità, la comodità, l'innovazione e l'ambientabilità con il contesto. Credo che insomma, da come avete potuto vedere, tutti questi elementi messi assieme danno quel bel risultato che adesso è sulla carta ma che si tramuterà tra qualche anno. Il progetto, del valore di 45 milioni di euro, è infatti solo sulla carta. Ora serviranno pratiche che porteranno all'affidamento dell'appalto in primavera per poi aprire il cantiere entro il 2026, per almeno 2 se non 3 anni di lavori. La novità è l'appalto integrato, che consentirà anche un considerevole risparmio. Questo appalto che ci permetterà di costruire la sede con un esborso minimo, si andrà per compensazione. Gli spazi, una parte degli spazi saranno ceduti all'impresa che vincerà la gara d'appalto, per compensazione poi dei costi, se i valori saranno a favore dell'impresa noi daremo all'impresa o viceversa. Al privato potrebbero andare infatti anche circa 300 metri quadri con cui realizzare 5 mini appartamenti di 60 metri quadri ad uso foresteria e la gestione del ristorante sul tetto o degli spazi accessibili al pubblico, ma le ipotesi e le idee potrebbero anche cambiare in corso d'opera. E a proposito di cantieri, una notizia di servizio, perché dalle 8:30 di lunedì 1 dicembre e fino alle 18 del 12 dicembre Varco Caccianiga chiuderà al traffico. L'intervento rientra nell'ambito del progetto di riqualificazione delle mura di Treviso. Durante tutto il periodo di cantiere sarà garantito il passaggio pedonale sul terrapieno e su uno dei 2 porti ciclopedonali all'interno del varco. L'area interessata dai lavori verrà recintata con pannelli di rete in acciaio, mentre la viabilità alternativa e le deviazioni saranno indicate mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale. Il weekend alle porte sarà, come molti di voi già sanno, quello del Black Friday. Secondo un sondaggio di Unioncamere e Confcommercio Veneto, in provincia di Treviso l'84% dei consumatori sente il peso dell'inflazione e l'impatto dell'aumento del costo della vita, ma nonostante questo il 47% si dice pronto ad approfittare delle promozioni. Spesa media tra i 185 e i 246 euro, solo il 21% dei consumatori si dichiara disposto a salire fino a 500
100 euro, accessori, capi d'abbigliamento, calzature, i prodotti che saranno maggiormente acquistati. È inutile nasconderlo, spiega la presidente di Federmoda Beatrice Paludetti, il Black Friday, piaccia o meno, è diventato parte integrante delle logiche di mercato, serve adattarvisi con lucidità, competenza e nitidezza strategica, serve trovare un proprio modo di condurre i giochi, fare uno strumento di crescita per aumentare i clienti, dice naturalmente rivolgendosi agli addetti del settore. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Bentrovati, riprendiamo il nostro telegiornale da Fara di Soligo adesso, dove sono ormai una trentina le neomamme che ogni mercoledì si trovano per una passeggiata all'aria aperta, ma soprattutto per affrontare tutte assieme timori e inesperienze della maternità. Questa iniziativa è nata ancora quando eravamo tutte quante con un bel pancione e ci siamo trovate al corso preparto. Da lì abbiamo costruito un gruppo WhatsApp dove già all'epoca ci sentivamo quotidianamente per dubbi, perplessità. E una volta nati i nostri puppi abbiamo detto: ma perché non trovarci anche fisicamente? Potremmo definirlo il club delle neomamme del Soligo. In tutto una trentina di giovani donne che hanno deciso di condividere non solo la gioia di aver dato una nuova vita, ma soprattutto i dubbi e i timori di questa nuova esperienza che invece gli ha cambiato la vita. Sai, quando si diventa neomamme è tutto un mondo nuovo. Si sembra di essere preparati quando in realtà non si è mai preparati. Aiuta per avere un confronto, per capire se appunto anche gli altri bambini hanno la stessa problematica, se è qualcosa che accomuna un po' tutti e aiuta anche come un po' di supporto a non essere da sole. Così ogni mercoledì mattina si trovano per una passeggiata per affrontare insieme il quotidiano, ma anche per scacciare le temibili depressioni dopo il parto. Un po' tutte ce l'hanno il momento difficile, dopo si trova la quadra e si va avanti, insomma. Però confrontarsi con altre donne aiuta. Quello aiuta tantissimo. Una risposta anche per chi non può contare su una rete familiare che vede per primi i nonni, ma anche per confrontarsi sulle nuove pratiche per i neonati. I nonni dicono sempre: quella volta quando eri piccola tu dormivi sempre a pancia in giù, adesso puoi farlo anche tu. Invece noi ci siamo un po' modernizzate. Vi date consigli solo per i bambini o anche per tornare in linea? Ci diamo consigli per i bambini, sui mariti, sui nonni, per tornare in forma, un po' su tutto. Una iniziativa che coinvolge anche chi l'esperienza di un figlio l'ha già fatta. Perché anche se sei al secondo, ma i problemi ci sono sempre, sono nuovi e tutte ci supportiamo. Il percorso varia sempre tra i colli del Soligo, ma non è mai inferiore ai 5 km da coprire in un paio d'ore, soste comprese. Alla fine della passeggiata come ti senti? Meglio sicuramente, perché il fatto di non stare a casa da soli e condividere un momento all'aria aperta con altre persone, insomma, che sono nella tua stessa situazione aiuta. Oggi da Papa Leone invece sono andati, li vedete, anche 5 detenuti trevigiani che hanno incontrato a Roma il Pontefice e hanno raggiunto la capitale con il Vescovo per il loro pellegrinaggio giubilare. Il Papa li ha salutati al termine dell'udienza generale e ha ricevuto da loro in dono anche un dolce a forma di leone di San Marco preparato da Giovanni, 2 i detenuti adulti della casa circondariale che hanno partecipato e 3 i giovani già ospiti del minorile e oggi all'esterno in misura alternativa. Quello che mi è successo oggi è stato un dono di Dio, l'incontro più bello della mia vita, ha commentato proprio uno dei detenuti della casa circondariale di Treviso, tanta l'emozione anche tra gli accompagnatori. Voltiamo pagina, andiamo a Pederobba ora. L'amministrazione comunale ha organizzato per domani sera nella sala municipale un incontro aperto a tutta la cittadinanza sulla presenza dei lupi lungo il Piave. Questo mentre è stata avvistata una coppia che presto si trasformerà in branco. 3 settimane fa alcuni avvistamenti, alcuni episodi di predazioni all'interno di proprietà di cittadini o di allevatori amatoriali che ci hanno subito mosso ad agire tempestivamente. Tornano i lupi sul Piave. Dopo l'esemplare solitario a Ponte di Piave, ora gli avvistamenti danno per certo una coppia sul greto tra Covolo e Vidor. E le predazioni di pecore e capre hanno spinto l'amministrazione di Pederobba a coinvolgere un faunista con esperienza in Italia e all'estero.
È Fabio D'Artora, esperto in biodiversità che da diverso tempo segue l'evoluzione dei lupi nel nord-est e che ha contribuito a gestire quello ferito e malconcio di Ponte di Piave. Il suo compito sarà spiegare a cittadini e allevatori caso per caso come comportarsi, considerando che questa specie è protetta dall'Europa. Diciamo subito, non fatevi, come dire, giustizia da sé con le doppiette. Beh, è chiaro, c'è una legge che parla molto chiaro sia a livello europeo sia a livello nazionale. Quello che possiamo fare come amministrazione è proprio dare maggiore informazione e strumenti per prevenire. Ma quali saranno i consigli che lei darà intanto agli allevatori? Beh, i consigli saranno quelli di fare prevenzione, quindi agli attacchi con l'uso di reti elettrificate, recinti messi in sicurezza. Bisognerà studiare caso per caso e trovare le strategie più adatte alla tipologia di allevamento. Invece i consigli ai cittadini, ma il lupo attacca l'uomo? Il lupo è un mammifero carnivoro e le sue prede sono gli animali selvatici ungulati e variando poi con gli domestici, quindi come caprioli, cervi, cinghiali. L'uomo non rientra fra la sua dieta. Certo va monitorato per capire se si innescano delle situazioni di confidenza particolare dove bisognerà interagire. Come mi devo comportare se a distanza vedo un lupo? Sicuramente non gli vado incontro, mi allontano semplicemente, solitamente è sempre l'animale ad allontanarsi per primo. Giovedì sera un incontro aperto a tutti, poi a seguire consulenze mirate a chi ha subito predazioni. Ma l'amministrazione di Pederoba vuole andare oltre e chiede il sostegno del nuovo governo regionale per adottare dei radiocollari. Chiediamo di finanziare uno studio di monitoraggio sistemico di questa specie che ha costi molto alti che non possono essere sostenuti dai nostri comuni, proprio perché radiocollare questi lupi e questi esemplari è fondamentale per appunto consentire una convivenza pacifica tra le specie. Siamo allo sport, adesso il rugby col Benetton pronto a tornare in campo venerdì sera in Irlanda dopo la lunga pausa per le competizioni delle squadre nazionali. Si sente in forma e preparato il mediano Uren che parla di un fine settimana importante e di un avversario, l'Ulster, impegnativo e stimolante. Ulster are a very good team, especially at home. They've started the season really well. They're fifth in the league. They've got a great set of fans, and as a team, they're offloading a lot more. They're playing a lot faster than before, so it's going to be a real challenge for us this weekend. 3 settimane di pausa, di allenamenti mirati e test che fanno ben sperare. Venerdì sera in trasferta contro gli irlandesi dell'Ulster, i leoni del Benetton Rugby sono pronti a fare la loro partita e tentare il colpaccio. Andy Uren, mediano di Mischia, detta le condizioni per l'approccio al match. It's very important that we hit first this weekend. It's important that we start well. We get stuck into them because their crowd gets behind them, and we want to silence the crowd from the start. We need to start fast and physical and dominate them in the contact. Il 15 biancoverde si sente pronto a riprendere il campionato e a lasciarsi alle spalle gli scivoloni che hanno preceduto la pausa dettata dagli impegni delle nazionali. Put into action what we spoke about and what we've trained, and I'm excited for some of the Italian boys to come back and the Argentinian boys just to gel our team more. So yeah, I'm really excited for this weekend. Entusiasmo e affiatamento insieme a una preparazione fisica curata in campo e palestra. Lo stesso mediano inglese ricorda il grave infortunio patito l'anno scorso in Sudafrica, la frattura a una gamba contro gli Stormers e sempre contro di loro il rientro dopo una lunga preparazione. Stronger than before. So yeah, just got to do my fundamentals well and help drive the team, but physically strong and excited for this weekend. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo dalla cronaca, da quello che è accaduto nel pomeriggio lungo le strade con la tragedia di Cadola, un ciclista di 65 anni di Belluno, Giuseppe Fontana, che stava procedendo lungo la carreggiata principale della strada 51 di Alemagna, è stato investito da un automobilista all'altezza dell'uscita dell'autostrada A27, impatto violentissimo e per l'uomo appunto non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo, illeso invece il conducente della vettura. Sul posto SUEM e i vigili del fuoco, mentre per gli accertamenti di rito sono arrivate le pattuglie della polizia stradale che dovranno ricostruire la dinamica esatta dell'incidente ed eventuali responsabilità. Alemagna che è rimasta chiusa al traffico a lungo per consentire i rilievi, con la circolazione che ha subito pesanti rallentamenti salvo poi essere normalmente ripristinata.
Oggi pomeriggio invece una comunità intera si è stretta alla famiglia Nessenzia per l'ultimo saluto alla piccola Ludovica, la bimba di 2 anni, lo ricorderete, dimessa dall'ospedale di Feltre, è morta dopo 2 giorni per un batterio. Silenzio e commozione nella piazza antistante la chiesa di Mel, che non è riuscita ad accogliere tutti quelli che volevano manifestare il loro dolore e il loro affetto. Uno squarcio azzurro nel cielo sopra l'arcipretale di Melle si è fatto spazio fra le nubi plumbe che hanno ricoperto la Valbelluna. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove immaginare e giocare spensierata Ludovica Nessenzia, il segnale è arrivato, chiaro e diretto, ai cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza ai genitori Renzo e Martina e a tutti i familiari della piccola. A vederla, quella minuscola bara di legno chiaro, si stringe il cuore, eppure chi ha il compito di raccontare fatica a nascondere la commozione. Celebriamo il desiderio di vivere la vita che si scontra con il dolore, dice il parroco introducendo il rito funebre. Il Vangelo di Giovanni anticipa un'omelia di affetto. In questo momento sono venuto diverse volte in chiesa in questi giorni e ho provato a pensare come può stare anche lui. E me lo immagino anche lui con le lacrime agli occhi. E sono i Vangeli che ci permettono di dire questo. La morte, lo sappiamo, fa parte della vita e riguarda prima o poi tutte le famiglie, ma quando tocca gli affetti più cari non riesce mai ad apparire come qualcosa di naturale, e soprattutto quando i genitori perdono i figli, perché sopravvivere ai figli è qualcosa di straziante che contraddice la natura stessa dei rapporti familiari. E con la perdita di un figlio è come se il tempo si fermasse. Rispettiamo il silenzio, è una frase costante durante la celebrazione ed è un silenzio interrotto dalle parole strazianti del papà di Ludovica. Grazie, nostra piccola Ludo, per tutto quello che ci hai regalato, le risate, gli insegnamenti e perché no, qualche rimprovero che poi scrive a risate. Quanti momenti bellissimi riaffiorano continuamente nelle nostre menti. Tutto parla di te. Aiutaci, Luca. Aiuta la tua mamma, il tuo papà, il tuo fratellino Edo, i tuoi nonni e i tuoi zii. Il feretro di Ludovica Nessenzia attraversa la piazza lungo un corridoio ornato di palloncini bianchi e rosa. Ovunque sarai la canzone di Irama scelta dai genitori per accompagnare la loro bimba, morta fra le loro braccia il 15 novembre a causa di una meningoencefalite non diagnosticata. Ora i genitori hanno lanciato una raccolta fondi per realizzare un parco giochi. Si chiamerà Sorridendo per la Ludovita e ogni offerta sarà un contributo per costruirlo con il comune di Borgo Valbelluna, che assieme alla famiglia al più presto individuerà l'area. Per salutare Ludovica il cielo si riempie di palloncini, un ultimo gesto semplice e carico di affetto. Dal luogo in cui il tempo si è fermato, il ricordo di una vita troppo breve continua a volare, leggero, nelle mani di chi resta. La cronaca sindacale adesso, col clima tesissimo all'annuncio di Idro che nel suo piano di riorganizzazione prevede la chiusura dello stabilimento di Feltre. I sindacati hanno proclamato lo sciopero immediato a partire da domani mattina con un presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda. La sindaca di Feltre, Viviana Fusaro, si è recata immediatamente allo stabilimento dichiarando che la città non rimarrà a guardare e che verrà fatto tutto quanto possibile perché la Idro resti attiva sul territorio. Il comune si è già attivato per chiedere l'istituzione immediata di un tavolo di unità di crisi coinvolgendo governo, regione, azienda e sindacati che a loro volta definiscono inaccettabile e privo di rispetto l'annuncio comunicato questa mattina attraverso una nota stampa diffusa dall'azienda. Torniamo a parlare di lupi, avvistamento in provincia di Belluno, la LAV prende posizione e invita alla prudenza. Il ritorno del lupo è spesso accompagnato da forti reazioni di preoccupazione da parte dei cittadini che la stessa LAV definisce più che comprensibili ma che ritiene dovute alla mancanza di conoscenza delle caratteristiche etologiche della specie. L'esempio citato è quello di Ospitale di Cadore, un paese di 300 abitanti dove l'avvistamento di qualche esemplare e il rinvenimento di resti di predazione su animali selvatici è stato sufficiente, afferma la LAV, per creare un ingiustificato allarme sociale sostenuto da un clamore mediatico.
Proseguiamo con tutt'altro tema, Piazza dei Martiri e via Mezzaterra protagoniste tra luminarie e corsie rosse del Natale bellunese, ma l'ambizione è arrivare un po' alla volta ad addobbare tutta la città addirittura fino alla Veneggia. Natale a Belluno 2025 per il secondo anno promosso da Belluno Viva. È pronto a emozionare con una edizione che guarda lontano. 80 negozianti che hanno partecipato con un contributo minimo di 350 euro, ma c'è chi ha messo anche il triplo. La rassegna degli eventi natalizi torna dal 28 novembre al 6 gennaio in una veste totalmente nuova e migliorata rispetto al 2024. L'idea è proprio quella di cercare di coinvolgere l'intera città, che è quello che abbiamo cercato di fare e raccontare anche in questa conferenza, e lo vogliamo far vedere che l'intera città è unita da questo punto di vista, appunto con la vetrofania e quant'altro. Unione, siamo una squadra, è una squadra che ha voglia di fare del bene. La squadra è la città di Belluno, la città di Belluno insieme ha fatto questo. Dal 28 novembre al 6 gennaio il cuore della città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con lo slogan Natale Belluno, incanto tra le Dolomiti. 400.000 sono gli euro investiti con Piazza dei Martiri in pieno allestimento e negozi dove si cominciano a vedere i primi segni natalizi nelle vetrine o negli allestimenti all'esterno. Seconda edizione della rassegna natalizia che quest'anno racchiuderà anche un progetto a scopo benefico. Abbiamo intrapreso questa opportunità di invitare i nostri clienti e soci per partecipare alle casette di Belluno. Abbiamo una serie di prodotti in vendita, fra cui anche il miglior panettone e pandoro delle Dolomiti bellunesi, e tutto il ricavato verrà devoluto a 3 associazioni: l'associazione AIDOS, Associazione Donne Operate al Seno, la Società Nuova per dei progetti di inclusione sulle disabilità e l'Asilo Don Bosco. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci.